Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta, in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime, come sempre, le notizie dal Veneto. Avremo poi anche ospiti in studio, collegamenti con i nostri giornalisti per i fatti più importanti di questi giorni nella nostra regione. Parleremo anche con la nostra redazione padovana che si sta occupando del caso di Ahmed, il quindicenne, vi ricorderete, scomparso da casa qualche giorno fa, ritrovato poi senza vita nel fiume Brenta. Ci sono tanti misteri attorno a questa morte, c'è chi parla di un gesto estremo, c'è chi parla addirittura di istigazione al suicidio. È un'ipotesi che hanno fatto anche gli inquirenti. La famiglia non ci crede e vuole capire che cosa è successo. Abbiamo altre importanti dichiarazioni da parte dei familiari, ne parliamo poi con la nostra redazione padovana, dicevamo. Ma questo è anche un periodo di grandi cambiamenti per il Veneto in prospettiva nazionale, perché in teoria dovrebbero decadere molte delle restrizioni legate al Covid a partire dal 1° maggio. Se ne sta parlando tantissimo a Roma, ci sono tante ipotesi anche in questo campo di una diminuzione dell'uso delle mascherine. Alcuni invece sostengono che, visti i dati che poi vediamo assieme, è plausibile pensare a un altro mese di restrizioni, diversamente da quello che si era detto fin qui. Quindi tanti temi, un Veneto che punta al turismo soprattutto internazionale, che si è già rivisto nel ponte pasquale, nel ponte del 25 aprile, adesso quello del 1° maggio purtroppo non è un vero e proprio ponte, ma è una giornata comunque festiva e il tempo, a parte acquazzoni dell'ultimo istante, dovrebbe tenere, quindi si rivedrà ancora molta gente in giro, molto turismo di movimento interno e anche dall'esterno, quindi tantissimi i temi per la nostra regione, per tutte le province del Veneto. Fra un po' cominceremo anche a fare il giro per sentire che cosa è successo, ma cominciamo invece dalla cronaca, come sempre il nostro telegiornale. Partiamo da Venezia, dove c'è stata l'ennesima lite, è spuntato anche un coltello e c'è stato un ferito. Ferito nel corso di una lite in cui è stato brandito un coltello con la lama che lo ha colpito al viso, sfregiandolo in pieno volto. Il fatto in via Sernaglia, laterale di via Piave a Mestre, a 2 passi dalla stazione dei treni. Il diverbio con l'aggressione tra connazionali di nazionalità africana. L'allarme al 113 scattato nell'immediatezza del caso mercoledì sera intorno alle 18:30. Subito sul posto i poliziotti delle volanti, con il ferito portato al pronto soccorso dell'Angelo, mentre dell'aggressore non c'era più alcuna traccia e di cui, tramite le telecamere sia pubbliche che di privati cittadini, si cerca ora di risalire alla sua identità. Episodi di questa natura purtroppo sono molto frequenti in questa zona, essendo notoriamente riconosciuta anche dalle stesse forze dell'ordine come snodo dello spaccio cittadino. Cronaca e sicurezza vanno a braccetto. Il tema della sicurezza a Vicenza è molto sentito. Sappiamo che la questura sta portando avanti da settimane, dall'insediamento del nuovo questore, molte operazioni, molti pattuglioni, cosiddetti pattuglioni interforze, per ridurre al minimo quelle che sono le situazioni rischiose. E ci arriva adesso una notizia da Vicenza, proprio un servizio appena fatto dalla nostra redazione. Un uomo viene sorpreso mentre salta un cancello e si giustifica: scappavo perché ho paura degli agenti. È stato sorpreso mentre scavalcava il cancello di un'abitazione. Davanti agli uomini delle volanti che l'hanno bloccato si è giustificato dicendo che non si era fermato per paura dei poliziotti. Gli agenti sono intervenuti martedì mattina dopo aver ricevuto la segnalazione di una presenza sospetta nei pressi di via Saudino a Vicenza. Hanno individuato l'uomo, che corrispondeva alla descrizione, mentre scappava scavalcando il cancello. Lo hanno raggiunto per un controllo da cui è risultato destinatario di un foglio di via dal comune di Vicenza, al quale non aveva ottemperato. È stato denunciato.
Poi torneremo a Vicenza per altra cronaca. Abbiamo visto negli ultimi giorni tantissime notizie legate anche, come dicevamo, a queste operazioni interforze, a queste operazioni organizzate per fare sia da deterrente ma anche un po' per evidenziare eventuali situazioni criminali. Adesso andiamo avanti perché parte della cronaca, purtroppo, lo sappiamo, riguarda i minori. Ci sono tante situazioni legate ai più piccoli. Da qualche tempo a questa parte abbiamo raccontato in varie zone del Veneto di risse, di grandi raggruppamenti di minorenni che si incontrano proprio per dare vita a una rissa, a regolamenti di conti. Questo è successo anche un po' a cavallo fra la Marca trevigiana e il Bassanese. Ci sono anche altri tipi di reati commessi dai minori, in questo caso 2 rapine in stazione a Treviso, sono minorenni sia le vittime che gli autori. Le vittime sono studenti minorenni, così come gli autori dei colpi. In comune hanno il luogo dove sono avvenute le rapine, cioè la stazione ferroviaria di Castelfranco, zona che già da tempo è attenzionata dalle forze dell'ordine. Negli ultimi mesi infatti sono stati diversi casi di microcriminalità avvenuti in zona. Fra l'altro colpi messi a segno in pieno giorno. Il 19 aprile la prima rapina. Uno studente sedicenne stava transitando in prossimità della stazione quando è stato affrontato da 2 giovanissimi. La vittima è stata bloccata, minacciata e derubata della catenina d'oro che aveva al collo. Poi i baby malviventi si sono allontanati facendo perdere le tracce. Identificati dai carabinieri di Castelfranco, si tratta di un minorenne e di un 18enne, entrambi studenti. Sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. È durata solo 12 ore invece la passeggiata in bici del terzo baby rapinatore. La rapina è avvenuta ieri nel pomeriggio verso le 17. Ad essere bloccato e strattonato un ragazzo di 14 anni a cui è stata portata via la bici, una mountain bike. Poi l'aggressore si è allontanato. Immediata la chiamata ai carabinieri che avevano raccolto la denuncia della vittima. Poche ore, indagini serrate, visionate le telecamere di sicurezza della zona. Poco lontano i militari hanno rintracciato l'autore della rapina tranquillamente in sella alla bici rubata. Bloccato, è stato denunciato per rapina e porto di oggetti atti ad offendere. Addosso il minorenne aveva il coltello con una lama di quasi 7 centimetri. La refurtiva, la collanina d'oro e la bici sono state recuperate e riconsegnate ai rispettivi proprietari. Parliamo ancora di situazioni legate ai più piccoli, ai minori, bande di ragazzi ubriachi nel veneziano, vediamo. Alcol e violenza con bande di giovani in azione sugli argini del Brenta a San Don di Fossò, con scene di ragazzi ubriachi e molesti impegnati in scorribande con le moto. La situazione è denunciata dall'associazione Brenta Sicuro. Il raduno nella giornata dello scorso 25 aprile, con l'associazione che denuncia danni alle arginature, abbandoni di rifiuti con vari cumuli, moltissimi resti di lattine e bottiglie di alcolici, anche superalcolici, con scene di aggressioni e pestaggi. Quindi il continuo via vai di moto nonostante il divieto posto dal comune di Fossò con una specifica ordinanza varata insieme alle vicine amministrazioni comunali di Campolongo e Vigonovo. Anche quest'anno, commenta l'associazione, lo spettacolo è stato oltremodo penoso e pericoloso. Sul posto, già nel corso della giornata, erano arrivati i carabinieri che hanno svolto le indagini per accertare colpevoli e responsabilità. Torniamo a Vicenza, dove ci sono stati dei furti nell'ultimo periodo. Un bottino, ci fanno sapere dalla nostra redazione, costituito soprattutto da biciclette costose e scarpe di marca, denunciato per ricettazione un 35enne. In casa aveva una motosega, un paio di scarpe di marca e 4 biciclette di valore, tutte rubate nei mesi di febbraio e marzo da abitazioni di concittadini. La refurtiva trovata dai carabinieri di Piovene Rocchette a seguito di una perquisizione in appartamento è stata sequestrata e il 35enne di Cogollo, con precedenti, denunciato per ricettazione.
Dicevamo soprattutto per quanto riguarda il Vicentino che le operazioni da parte delle forze dell'ordine di controllo del territorio non avvengono solo a Vicenza, nel capoluogo, che pure sappiamo soffrire di alcuni mali che rischiavano di diventare endemici, come lo spaccio in Campomarzo o altre situazioni simili in centro storico. Funzionano e come anche sul territorio, nell'Alto Vicentino, nella Pedemontana. Un esempio che viene poi preso anche da altre province, anche da altre zone del Veneto, e che sta dando i suoi frutti. Negli ultimi giorni abbiamo visto almeno 4-5 servizi dalla nostra redazione iberica, con tanti dati che riguardano non necessariamente arresti o denunce, ma fogli di via, ma scoperte di persone che non potevano stare in un certo posto. Quindi continueremo a raccontarvi la cronaca anche sotto questo punto di vista. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca che ogni giorno presenta tantissime notizie da tutta la regione. Oggi una pagina della cronaca in cui ci sono tante notizie di cronaca legate a furti, rapine, purtroppo situazioni che sono tornate prepotentemente d'attualità con il ritorno alla quasi normalità negli ultimi tempi. Dopo 2 anni, ci ricordiamo, nel periodo di Covid si erano molto ridotte questo tipo di notizie. Andiamo a Treviso, per esempio. C'è stato un furto in una galleria d'arte, sono spariti foto e quadri. Via le opere dalla galleria Alzaia. Ignoti nella notte tra domenica e lunedì hanno sottratto le fotografie appese solamente domenica pomeriggio lungo le pareti del tunnel che costeggia il Sile sulla Restera nel quartiere trevigiano di Fiera. Le pareti del sottopasso ferroviario sono rimaste quasi del tutto vuote, strappate dal muro tanto le foto quanto alcuni dipinti a olio dell'artista trevigiano Augusto Aghi, inaugurati solo poco prima. Amarezza da parte degli organizzatori della rassegna, il collettivo Subsculpturers, che aveva messo in conto la possibilità che qualche malintenzionato potesse imbrattare o rubare le opere con l'andare dei mesi, ma non certo che venissero razziate la notte stessa. Un dispiacere, sottolineano, più a livello morale che economico, considerato l'esperimento sociale di esporre foto e pitture su pubblica via. Ben prima del previsto, il peggio che poteva succedere si è dunque verificato, impedendo al resto della collettività di ammirare le opere sparite. Malgrado questo, dal collettivo fanno sapere che le iniziative non si fermeranno. Un altro filone di notizie piuttosto importante nell'ultimo periodo è quello, per così dire, stradale. Vi abbiamo raccontato, ma già a partire dal weekend di Pasqua, di tanti incidenti avvenuti sulle strade del Veneto, alcuni purtroppo con esito anche mortale, molti i sinistri, soprattutto concentrati nei fine settimana o durante i ponti. Ad Arzignano invece c'è stato un incidente, un camion ha abbattuto un lampione, è scappato, è stato subito trovato e multato. Arzignano, è mezzogiorno quando un tir polacco sta facendo una manovra in via dell'Industria, ma prende male le misure e travolge un lampione della luce, un cartello segnaletico, il guardrail e un punto gas. Il camionista straniero però, invece di fermarsi e prendersi le sue responsabilità, se ne va, lasciando il palo pericolosamente a ridosso della strada. È una donna ad accorgersi di tutto e a lanciare una segnalazione alla polizia locale. Gli agenti immediatamente, grazie alla rete di telecamere e targa system, in 2 ore identificano il tir che viene multato per 450 euro più i danni per 2.500 euro. Ad Arzignano abbiamo 2 elementi fondamentali a servizio della sicurezza e a servizio dei cittadini. Uno è il grande senso civico degli arzignanesi che aiutano con le loro segnalazioni la polizia locale ad essere sempre aggiornata in tempo reale. 2, l'altro importante elemento è la grandissima rete tecnologica di telecamere intelligenti che abbiamo installato in questi anni. Quindi, con questi 2 elementi possiamo dire che la città è sempre più sotto controllo.
Cambiamo decisamente argomento, rimaniamo comunque all'interno della pagina della cronaca perché vi ricorderete la vicenda, avevano raggirato, fingendo di essere in grave difficoltà economica, Don Albino Bizzotto dei Beati Costruttori di Pace e gli avevano sottratto quasi 400.000 euro. In tribunale hanno patteggiato. Vediamo il servizio. 11 persone di origine Sinti hanno patteggiato davanti al giudice pene variabili tra 1 anno e 1 anno e 10 mesi di carcere per circonvenzione di incapace ai danni di Don Albino Bizzotto, 82enne sacerdote e fondatore del gruppo Beati Costruttori di Pace. Gli 11 dovranno anche restituire una parte dei 370.000 euro che riuscirono a ottenere da Don Albino tra il luglio 2018 e l'agosto 2020. Il rito alternativo è stato accettato dal pubblico ministero anche perché alcuni degli 11 patteggianti hanno promesso di intraprendere una vita onesta con un lavoro. La pena assegnata è stata però aggravata dal pesante danno patrimoniale causato e per aver preso di mira un ministro del culto cattolico. Inoltre il gruppo aveva sottoposto Don Bizzotto a una vera persecuzione telefonica, con ben 14.000 telefonate per farsi aiutare economicamente e per false necessità. Il sacerdote aveva dato denaro suo e dell'associazione, fino a quando i conti non tornarono più e si decise a presentare denuncia. Gli imputati, uomini e donne, risiedono tra Padova, Vigonza, Cadoneghe, Santa Maria di Sala, Montecchio Maggiore e Napoli. Torniamo adesso a Vicenza dove c'è grande attesa per la partita che potrebbe decretare il futuro sportivo naturalmente dei biancorossi e c'è tensione anche per quello che potrebbe succedere. 90 minuti per non retrocedere. Allo Stadio Menti sabato va di scena l'ultima partita del Vicenza in casa. Sarà una finale e i tifosi si preparano a sostenere i biancorossi. Ma dall'altra parte ci sarà il Lecce capolista che vuole conquistare la promozione. I tifosi pugliesi arriveranno in massa per accompagnare la loro squadra in Serie A. Insomma, 2 tifoserie in fermento per un match che si annuncia caldo. Sulla pagina Facebook della Curva Sud del Vicenza tutti i tifosi vengono chiamati a colorare lo stadio di bianco e di rosso e il post si conclude con queste parole: se qualche tifoso avversario azzarderà presenza in un settore che non gli spetta, buona fortuna. In realtà la partita si comincia a giocare già oggi in prefettura, dove è andato di scena il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Questa mattina abbiamo avuto una riunione in prefettura, nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale erano presenti anche i dirigenti dell'Anerossi Vicenza. Stiamo predisponendo adeguati servizi di ordine pubblico con il coinvolgimento di tutte le componenti, quindi non solo di tutte le forze dell'ordine ma anche dei rappresentanti della società, proprio per evitare che vi siano problemi e far sì che la partita si possa svolgere in un clima di serenità. Lo Stadio Menti sarà una bolgia. La società LR Vicenza chiama quanti più tifosi allo stadio per spingere i colori biancorossi. In prevendita ha deciso di applicare una speciale tariffa, mentre sono già circa 1.300 gli ultrasalentini attesi allo stadio. Per quanto riguarda l'arrivo dei tifosi ospiti sono state predisposte idonee misure per far sì che possano raggiungere in sicurezza il settore dello stadio a loro dedicato. In questo caso abbiamo previsto un sistema di sicurezza rafforzato con l'impiego in modo massiccio di reparti antisommossa provenienti appunto da altre città. Insomma, la questura con le forze dell'ordine sta organizzando un sabato nel segno della massima sicurezza. La zona del Menti sarà blindata e verrà fatto di tutto per evitare scontri non solo dentro, ma anche fuori dallo stadio, perché senza violenza parli solo lo sport. Il messaggio ai tifosi è che possano divertirsi seguendo la partita e che possano alla fine festeggiare la vittoria dell'Anerossi Vicenza. Allora, cambiamo ancora argomento, torniamo a parlare della vicenda di Ahmed, ne abbiamo parlato molto negli ultimi giorni grazie anche a interviste drammatiche che hanno raccolto i nostri giornalisti della redazione padovana assieme ai tecnici, un lavoro veramente molto difficile anche da portare avanti dal punto di vista proprio emotivo. Allora, ci sono novità perché si indaga anche per cyberbullismo, vediamo il servizio.
Fiori gialli, un segno di tenerezza, forse di conforto. Che cosa è accaduto probabilmente nella serata di giovedì scorso ad Ahmed? Indagini della procura e della polizia a 360 gradi. Si cerca di capire se Ahmed possa essere stato vittima anche di cyberbullismo. È dal telefonino di Ahmed Jouideh che gli inquirenti sperano di riuscire a trovare le risposte alle domande sulla sua morte. Un bravo ragazzo, continuano a ripetere la mamma e la sorella che non si danno pace. Un bravo ragazzo, confermano gli insegnanti del Bernardi e gli amici che sono stati sentiti dagli agenti della squadra mobile della questura. In queste ore la procura di Padova, che indaga per istigazione al suicidio, affiderà l'incarico per l'autopsia e nominerà il perito informatico che dovrà analizzare lo smartphone e il computer di Ahmed. Avrebbe passato del tempo davanti al PC anche prima di uscire dall'appartamento di Mortise giovedì sera. Ahmed, dopo il saluto a mamma Latifa e alla sorella, il quindicenne avrebbe mandato diversi messaggi vocali, uno alla sua ex ragazza. Qualcosa lo turbava negli ultimi giorni, trascorreva del tempo con social, siti o giochi online particolari. Nessun segno di violenza sul corpo di Ahmed. Gli inquirenti hanno però disposto gli esami tossicologici. Fondamentale capire le sue ultime ore di vita e il perché di un simile gesto. Ahmed aveva 15 anni, il pensiero va però anche ad Henri, che di anni ne aveva 17. Il suo corpo senza vita è stato ripescato in questo stesso tratto di Brenta il 20 settembre 2021. Il tema è veramente delicatissimo e molto difficile, molto complicato. E per questo ci siamo rivolti anche agli psicologi, alle persone che lavorano con questo tipo di situazioni. Molto probabilmente, una nota che arriva dalla nostra redazione, questo ragazzo viveva un disagio ed è sempre difficile che i giovanissimi chiedano aiuto agli adulti. Per questo ci sono delle risposte. Sentiamo. L'adolescenza è un'età molto difficile perché è un'età di trasformazione nel quale il ragazzo e la ragazza passano da un contesto limitato come quello della famiglia a un contesto molto più allargato come quello dei pari, della società. Quindi è sicuramente necessario soprattutto investire quante più risorse possibili per aiutare questi ragazzi a formarsi nella maniera più solida possibile. Ci sono segnali che bisogna cogliere che a volte invece non lo si fa? I segnali possono essere tanti, può essere difficile coglierli perché appunto un'età particolare di transizione dove normalmente passano da essere bambini magari più socievoli a ragazzi che parlano di meno, però sicuramente se siamo in ascolto, teniamo la porta aperta a poter creare un rapporto di fiducia, far trasmettere anche l'idea che nel momento del bisogno qualcuno ci sarà a raccogliere una richiesta d'aiuto, allora è sicuramente più facile che questi ragazzi in particolari momenti di fragilità non si sentano impotenti e incapaci di chiedere aiuto a qualcuno. Pensare che addirittura la procura abbia aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, cosa vuol dire? Non conosco il fatto specifico, però vuol dire sicuramente che c'è stato un fallimento della società perché è stato un contesto nel quale un ragazzo vessato forse all'interno di una comunità non ha trovato qualcun altro a cui rivolgersi con la fiducia che potesse trovare aiuto. Ultima cosa, è colpa del Covid anche? Sarebbe come dire se è colpa di un terremoto se una casa cade. Una casa cade perché non è stata costruita nelle fondamenta con giusto cemento e non è stata poi nel tempo anche non ha avuto manutenzione. Quindi il Covid da solo non è quella cosa che fa cadere le persone, ma può essere la punta dell'iceberg che fa cadere le persone che già sono cresciute senza aiuto. Ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo, al ritorno avremo un'intervista con veramente parole drammatiche da parte dei parenti di Ahmed. Sentiremo un'intervista molto forte, quindi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo parlando in questa parte della nostra informazione della vicenda legata alla scomparsa e al ritrovamento di Ahmed, il quindicenne padovano, il cui corpo è stato ritrovato nel Brenta all'altezza
della passerella pedonale vicino a Cadoneghe. Sul ponte era stato ritrovato, o vicino al ponte, comunque non è ben chiara la cosa, era stato ritrovato anche il telefono del quindicenne, che era stato poi raccolto da un passante, il quale lo aveva messo in tasca, aveva eliminato la SIM, lo aveva riattivato per usarlo. Poi questo passante è stato ritrovato e gli inquirenti stanno anche passando al setaccio il telefono del ragazzino per capire che cosa sia successo. Pare che le indagini si stiano spostando verso una scelta autonoma del giovane, o comunque eventualmente che qualcuno possa averlo indotto tramite bullismo, cyberbullismo o altre situazioni, comunque tutte da valutare, a togliersi la vita. Di questo non sono affatto certi i familiari. Sentite le parole della sorella. Progetti per la vita. Una persona che vuole suicidarsi non dà i progetti, no, non dice cosa non dice cosa vuole nel futuro. Quindi qualcuno gli ha fatto del male? Sì, una persona che vuole suicidarsi non dà mai risposte esatte per quanto riguarda il futuro. Giro, fare uno sport fuori e dopo torna a casa, massimo alle 11 meno quarto e torna a casa. Però non lo so perché fare così. Ahmed aveva tanti sogni, immaginava il suo futuro, si impegnava a scuola. Come può dunque aver deciso di togliersi la vita? Latifa e Iba, mamma e sorella di Ahmed, non credono al suicidio. Sono convinte che qualcuno abbia spinto il loro ragazzo a farlo. Lo hanno ripetuto anche ai poliziotti della questura di Padova, dove ieri mattina si sono recate per fornire ulteriori informazioni sulle ultime settimane di vita del quindicenne. Lo hai fatto Ramadan, quanto ha mangiato lui? Mi ha detto: mamma, io vado vicino alla chiesa per fare un giro con gli amici. Però lui quando andava gli dice meno 10, allora lui è chiamata, io mi ha detto: dove sei? Mi ha detto: io vicino alla chiesa. E dopo non torno più. Quindi ci ha salutato per l'ultima volta, ma noi non ce ne siamo resi conto. Cosa aveva detto quando vi ha salutato? Mi ha baciato sulla testa prima di sempre uscire. lui quando esce, allora sempre fatto un bacino. Ma quando quel bacio torna, che lo senti dentro il cuore. Quando lui torna a fare un abbraccio, sempre fare così. Io non me ne sono resa conto. La mamma ha detto di averlo sentito al telefono giovedì sera per l'ultima volta, intorno alle 22:15. Sembrava tranquillo, la voce non tradiva emozioni. Ahmed le ha detto di essere con degli amici davanti alla chiesa del Cristo Risorto di Mortise, ma sembra che lì non ci sia mai arrivato. Il suo cellulare si è spento intorno alla mezzanotte dopo aver agganciato la cella di via Madonna del Rosario a Torre. E poi, che fine ha fatto la sua bicicletta? La sorella 17enne Iba ai nostri microfoni rivolge un appello agli amici. Qualsiasi persona sappia qualcosa, qualsiasi informazione, per favore me lo comunichi a numero scritto dappertutto, quello che si trova su internet. Magari non mi chiami ma mi scriva, perché ricevo moltissime chiamate al giorno e non rispondo più ormai al cellulare, perché ormai mi arrivano anche telefonate, degli scherzi telefonici mi arrivano, persone che non hanno un cuore. Quindi per favore contattateci se avete qualsiasi informazione su questo ragazzo. La famiglia di Ahmed in quest'ora è circondata dall'affetto della comunità marocchina padovana. La mamma viveva da sola a Mortise con i figli dopo la separazione dal marito. Ahmed era l'uomo di casa, dicono le amiche di Latifa. Ahmed, 15 anni lui, 15 anni, studia bene, voglio il futuro qua, ma non so cosa è successo, non so niente. Speriamo bene, perché lei è mia amica di 17 anni. Fra poco ci collegheremo anche con la nostra redazione padovana per avere le ultime notizie su questa vicenda che ha colpito in modo davvero fortissimo la città e non solo. Arrivano altre notizie intanto sempre da Padova. Una donna aveva tentato il suicidio, è stata salvata dai carabinieri. È stata salvata dall'intervento istantaneo del carabiniere che si è immerso nel canale e l'ha legata ad una corda per non farla annegare. Tragedia sventata questa mattina a Conselve. Una 65enne residente a Tribano ha tentato di togliersi la vita buttandosi nel canale di Fossa Conselvana con il suo scooter. I carabinieri, allertati dal marito, si sono precipitati sul posto e hanno trovato la donna ancora aggrappata ad una grata della chiusa. Un militare si è immerso nel canale e l'ha raggiunta assicurandola ad una corda tenuta all'altro capo da un altro carabiniere.
carabiniere. Così sono riusciti a portarla sull'argine e successivamente, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno recuperato dalle acque anche lo scooter. La donna è stata poi portata in ospedale per gli accertamenti, ma sta bene. Mettiamo da parte per un attimo la pagina della cronaca per riaprirla immediatamente non appena dovessero arrivare notizie dalle nostre redazioni. Come dicevamo, potremo parlare fra poco anche con la nostra redazione padovana per le ultime novità sul caso del quindicenne trovato senza vita nel fiume Brenta. E restiamo a Padova, ma cambiamo decisamente argomento, perché parliamo della epatite definita misteriosa anche dalle autorità, che sta colpendo anche il Veneto. Ci sono 2 casi sospetti nel Padovano. Dal punto di vista epidemiologico, questa epatite, la cui eziologia non è stata ancora del tutto definita, ha colpito per motivi anche qui sotto indagine una zona che è quella del Regno Unito. Che poi i genitori siano attenti al loro bambino di 5 anni, perché la tipologia del bambino è veramente quello di 5 anni. Presenti una situazione di stanchezza, che è la prima manifestazione, e poi diciamo purtroppo la più temibile, quando lo vedono diventare giallo, che noi non ce l'auguriamo, ecco, questo è il campanello d'allarme. È nel Regno Unito il vero allarme per questa misteriosa epatite che colpisce i bambini fino ai 16 anni. 169 casi accertati nel mondo, 111 nel Regno Unito, dove un bambino non c'era fatta, 5 sono stati trapiantati. Patrizia Burra, esperta padovana, è in contatto dallo scorso venerdì con il centro di riferimento inglese di Birmingham, dove ha lavorato per 4 anni. Nel frattempo si studiano le possibili cause, tra le quali una nuova variante dell'adenovirus. L'adenovirus è frequentissimo nei bambini, in questo caso può dare nei casi normali può dare un po' di gastroenterite, un po' di malessere, che i bambini che per 2 anni sono rimasti in qualche modo protetti con le mascherine o con la protezione dalla scuola e dall'asilo, siano in qualche modo più suscettibili allo stesso adenovirus, oppure, come dice lei, che ci sia una variante dell'adenovirus che è patogena, ma che vede il suo organo bersaglio nel fegato. L'eziologia di questa patologia, che progredisce in modo molto repentino, non è comunque ancora conosciuta, ma i medici inglesi escludono qualsiasi legame con il vaccino contro il coronavirus. Essendo bambini piccoli, la maggior parte non erano vaccinati e quindi non c'è nessuna correlazione, come non sono nemmeno certi che ci sia una correlazione con l'infezione da Covid, però in una casistica dei primi 60 casi sospetti hanno effettivamente trovato in 10 casi la positività per il coronavirus, mentre in una casistica ben più ampia il 60% fino al 70-80% avevano l'adenovirus. A Padova sono stati curati 2 bambini, uno di 1 mese e un ragazzo di 10 anni, guariti e dimessi. Casi sospetti, precisa il direttore generale dell'azienda Giuseppe Dalben, che sono stati segnalati alle autorità sanitarie di controllo. I medici si confrontano, studiano e sono preparati, sperando non sia necessario intervenire. L'estrema ratio in questi casi è il trapianto di fegato, evento eccezionale in età pediatrica. Nel nostro database, per pensare ai casi estremi, nel nostro database di Padova, in cui il primo trapianto è stato fatto nel 1990, siamo andati a rivedere tutti i casi di trapianti pediatrici e fino a, sono andata indietro di 10 anni per darvi un po' questa informazione, 0 trapianti per epatiti virali. Cambiamo ancora argomento, dalla sanità ai problemi di natura, per così dire, sociale. Andiamo nel veneziano per un caso di sfratto davvero particolare. L'ottenimento della cittadinanza italiana ha significato per Abdellah Dabi lo sfratto dalla casa pubblica di proprietà del comune di Venezia in cui viveva a Favaro assieme alla moglie e a 3 figli. Originario del Marocco, dipendente della Speedline, Abdellah non ha fatto in tempo a diventare italiano, che già si è scontrato con le contraddizioni della nostra burocrazia, lui e la sua famiglia. Loro sono alloggiati come immigrati con permesso di soggiorno, ma Abdellah ha ottenuto la cittadinanza italiana e quindi decade dal diritto all'appartamento. Nel frattempo la graduatoria ATER a cui lui ha partecipato nel 2019 va troppo a rilento, quindi non c'è la speranza di un'assegnazione a breve termine e quindi lui sostanzialmente si trova nella paradossale situazione di aver ottenuto la cittadinanza italiana ma di essere buttato fuori casa, con 3 figli di cui 2 minorenni con una disabilità
disabilità. I servizi sociali hanno proposto come sistemazione transitoria un campeggio di Marghera, distantissimo quindi dalla scuola che frequentano i suoi figli. L'alternativa però sarebbe stata una denuncia per occupazione e la perdita del posto nella graduatoria ATER. Peraltro nello stesso stabile da cui è stato sfrattato a Favaro, a detta dei condomini ci sono 3 alloggi sfitti più altri nei palazzi vicini. E pensava di avercela fatta quando ha raggiunto anche la cittadinanza italiana, aveva un lavoro, aveva tutto? Pensavo che ho fatto la cittadinanza, sono contento, sono orgoglioso che sono diventato cittadino italiano. E come lo vede il suo futuro adesso? Non tanto bene, perché rischio anche a perdere il lavoro, perché vado al campeggio, devo seguire i miei figli perché è troppo lontano dove il campeggio da scuola. Ci sono 2 minorenni, devo accompagnarli e mia moglie fa difficoltà a muoversi, è un problema grosso. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tantissime notizie da darvi, ospiti e collegamenti con i nostri giornalisti per capire quello che sta succedendo in Veneto, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto la pagina della cronaca, abbiamo visto le novità anche per quanto riguarda la sanità con questa misteriosa epatite che riguarda i più giovani e adesso cambiamo argomento, ma è un tema che riguarda comunque tantissime persone che possono essere interessate a vario livello con quello che c'è nell'aria in questo momento. Vi sveliamo però l'arcano presentandovi Damaris Selle, biologa dell'ARPAV, che è collegata in Skype qui con noi e che ci parla dei pollini che sono nell'aria in questo momento. Buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei, buongiorno a chi è collegato con voi. Io vi parlerò un po' di pollini che sono presenti in questo momento nell'aria, però vorrei fare, prima di spiegarvi e di dirvi cosa c'è in questo turbinio in questo periodo, vorrei fare una premessa. La premessa è che diciamo la primavera, quella che noi chiamiamo primavera, non è iniziata, non è solo adesso, ma è iniziata paradossalmente ancora a gennaio, perché già a gennaio avevamo gennaio-febbraio altri tipi di polline. E poi noi possiamo vedere in Regione Veneto i pollini che ci sono, perché abbiamo in tutti i capoluoghi di provincia e per il Bellunesi anche Feltre delle stazioni di monitoraggio, per cui settimanalmente campioniamo questi pollini, li leggiamo poi al microscopio, vediamo cosa c'è, quantifichiamo quello che c'è e diamo un bollettino. Allora, altra premessa che volevo farvi è che i pollini che noi troviamo adesso nell'aria, ma che come vi ho detto prima c'erano anche nel periodo invernale, sono pollini non di tutte le piante, ma di piante particolari, o meglio di quelle piante che hanno impollinazione anemofila, cioè è il vento che praticamente trasporta il polline e per questo queste piante hanno delle caratteristiche particolari, nel senso che hanno dei fiori che non sono molto vistosi, non sono profumati, ma soprattutto producono una grande quantità di polline, proprio perché non attirano gli insetti, ma è il vento che trasporta, è il vento che diventa un agente, diciamo così, impollinante e trasporta il polline da un fiore ad un altro. Infatti le famiglie che sono deputate, le famiglie, i generi che sono deputate a questo tipo di impollinazione, quindi a questa enorme liberazione di polline,
Sono piante arboree che noi conosciamo comunque tutti perché sono le corilacee, quindi il nocciolo, i carpini, carpino bianco, carpino nero, il frassino, il platano, lontano, la betulla, il salice, il pioppo, e sono appunto tutte queste piante che, se noi andiamo a vederle, non ci attirano affatto per la bellezza dei fiori, ma se noi andiamo a scuotere le loro infiorescenze, noi vedremo proprio una nube di polline che viene emessa. Allora, vi dicevo, attualmente quest'anno poi è un anno particolare perché c'è una grande quantità di polline. Vi posso dare i risultati di questa settimana. Abbiamo senz'altro nell'aria enormi quantità di polline di carpino nero, di faggio, di frassino, di carpino bianco, di betulla, comincia la quercia, comincia il faggio. E abbiamo alte quantità anche di platano, soprattutto nella parte, diciamo, di pianura, e cominciano anche le erbacee. Per erbacee noi li conosciamo un po' tutte perché sono le graminacee, l'erba del prato, le urticacee, e poi più avanti troveremo altri tipi, quali alcuni tipi di composite. Vi dicevo, la primavera è iniziata paradossalmente ancora a gennaio-febbraio, perché già allora abbiamo avuto la presenza di polline di piante particolari, quali il nocciolo, quali lontano, quali l'olmo, che hanno, diciamo così, iniziato questa stagione pollinica. E questa stagione, che poi ovviamente continuerà fino a settembre-ottobre, e dove pian piano con il termine, diciamo, la primavera e l'inizio dell'estate, le piante arboree termineranno quella che è la loro pollinazione e aumenterà il polline delle piante erbacee. Una pianta arborea che troveremo comunque presente, una grande pianta arborea che troveremo presente in giugno-luglio, è il castagno. E noi monitoriamo anche le spore fungine. Sono le spore fungine dell'alternaria, che comincia adesso ad essere presente nell'aria, ma che ha un andamento diverso dai pollini, in quanto è presente soprattutto nel periodo estivo, tardo estivo, autunnale. Dottoressa, le chiedo un'informazione. Allora, intanto vediamo questa faccenda dei pollini da un versante più botanico, biologico che sanitario. Ovviamente le persone, e sono tantissimi i veneti che soffrono di allergie, devono fare i conti con questa primavera che si muove, ci porterà anche verso l'estate. Dicevamo, comunque è un bene che ci sia tutto questo movimento, cioè, ricordiamolo, è una cosa importante per la biodiversità, proprio per l'ambiente. Allora, il fatto, quest'anno c'è stata diciamo così, una primavera particolare, con poche piogge, con giornate relativamente calde, con venticello. Sono tutti fattori che diciamo così, favoriscono la presenza del polline in aria. Le piante hanno prodotto molto. C'è da ricordare anche che alcune piante a intervalli di anni effettuano un fenomeno particolare, che è l'effetto pasciona, proprio per perpetuare la specie, cioè vanno a produrre un'enorme quantità di polline. Ovviamente il polline arriva alla fecondazione, produce i semi, quindi perpetua la pianta, oltre ovviamente ad effettuare anche tutta un'altra serie poi di diciamo così, di fenomeni collegati, quali possono essere di fenomeni che possiamo dirli zoologici, quindi tutti quegli animaletti che roditori, arvicole eccetera, che si cibano poi di questi semi, esempio classico nel faggio. Il fatto di produrre, ecco, questa grande quantità di polline è proprio, diciamo così, il fatto che la pianta cerca di perpetuare la sua specie. Quando trova le condizioni ovviamente favorevoli, esplode proprio nella... Ed è
è un gran bel segnale, proprio l'esplosione. Comunque, dottoressa, le chiediamo, voi avete, e poi la lasciamo andare perché sappiamo che comunque c'è parecchio da fare anche da quelle parti proprio in questo periodo, se dovessimo fare una graduatoria, a che livello siamo di eventuale allerta pollini in questo momento? Ovviamente non l'allerta in senso negativo, ma per le persone che si trovano ad avere qualche problema con i pollini. Siamo in piena allerta pollini, ma come le dicevo, l'allerta pollini inizia per quelle persone che hanno problematiche ad esempio di nocciolo, inizia già a gennaio-febbraio. Adesso siamo proprio nel culmine. E vorrei anche fare, diciamo così, un piccolo intermezzo dicendo che noi nell'aria adesso cominciamo a vedere dei piccoli fiocchi bianchi che sono diciamo così, come una lanugine. Ecco, questo non è polline, ma sono i cosiddetti pappi, cioè è il passaggio dopo il polline, è il seme o il frutto di alcune piante, quali salici, quali pioppi, che non danno reazione allergica di per sé, ma danno irritazione e quindi può essere confusa con la reazione allergica, però possono trasportarsi dei pollini e quindi dare delle reazioni allergiche, però non sono da confondere con i pollini, pur trovandoli adesso pian piano nell'atmosfera, soprattutto nella zona di pianura. Dottoressa, noi la ringraziamo tanto per questo collegamento. Ci arrivano anche dei messaggi dei nostri telespettatori che sono incuriositi da questo tema, coinvolti ovviamente come dicevamo prima, quindi le chiediamo magari per il futuro di poterci risentire o rivedere e fare un po' un punto a cadenza fissa su quelle che possono essere le dinamiche man mano che prosegue la stagione. Molto volentieri. Io consiglio proprio per chi si sposta e chi ha queste problematiche di consultare i bollettini, sia il bollettino della Regione Veneto, sia il Twitter e anche i nostri dati che vanno nella rete nazionale, per cui uno, se vuole spostarsi anche da regione all'altra, vede la situazione area biologica proprio in tempo reale. Allora noi ringraziamo la dottoressa Damaris Selle, biologa dell'ARPAV, ci risentiamo fra qualche giorno, grazie. Grazie a lei, arrivederci a tutti. Noi torniamo in studio e ci prepariamo per un altro collegamento di natura decisamente diversa, perché torniamo a parlare del caso di Ahmed. Valentina Visentin da Padova ci aggiorna sulle novità e anche su quello che è il contorno, per così dire, drammatico di questa vicenda. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, io mi trovo in una delle tante passerelle pedonali che attraversano per esempio qui il Bacchiglione, ma poi anche il Brenta, perché proprio queste passerelle diventano giocoforza osservate speciale in questi giorni, perché si teme in una sorta di effetto emulazione e la Procura sta indagando sull'ipotesi di cyberbullismo e anche di istigazione al suicidio, e proprio si riflette sulla sicurezza di tante passerelle pedonali come questa dove mi trovo io, perché ovviamente sono molto facili da raggiungere, molto frequentate, molto utilizzate e anche molto facili da scavalcare perché prive di protezioni di sicurezza. Il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro ha chiesto che per esempio la passerella dove si è tolto la vita Ahmed venga messa in sicurezza non solo con le telecamere, quindi sorvegliata, ma anche con delle vere e proprie barriere di ferro che impediscano quindi alle persone di poter scavalcare con facilità manufatti come questo in cui io mi trovo, perché non solo il caso di Ahmed, che è l'ultimo in ordine cronologico che ha scioccato Padova e il suo Interland, ma pochi mesi fa, a settembre del 2021, ci fu un altro ragazzo di appena 17 anni che si tolse la vita proprio nello stesso luogo in cui è stato ripescato Ahmed, e ci sono molte analogie. Anche in quel caso la famiglia non ha mai creduto al suicidio, ma ha sempre pensato che il ragazzo possa essere stato istigato, e quindi il sindaco di Cadone chiede che anche questo caso venga riaperto per poter far luce su questo inquietante fenomeno che potrebbe essere il cyberbullismo, ma anche l'istigazione al suicidio. Proprio per questo in questi giorni i ragazzi, compagni di classe di Ahmed, sono stati affiancati dai professori ma anche dagli psicologi per capire insomma
insomma, per affrontare con loro il tema di questa scomparsa prematura, e anche le forze dell'ordine sono andate a scuola proprio per spiegare ai ragazzi quanto è accaduto. Valentina, intanto grazie per queste prime informazioni molto importanti, ma per farlo capire anche bene ai nostri telespettatori, noi abbiamo già visto i servizi che avete preparato con la redazione di Padova su questa drammatica vicenda. Si va verso, tu ne hai parlato proprio di un gesto estremo, è ormai assodato questo? C'è ancora spazio per altre ipotesi? Sappiamo che la famiglia, insomma, fa fatica ad accettare che sia successa una cosa del genere. Tutte le piste sono aperte, ovviamente si esclude l'intervento di terzi per quanto riguarda la violenza fisica sul corpo, perché non sono stati evidenziati segni di violenza sul corpo di Ahmed, ma questo lascia aperta comunque tutte le ipotesi. Ovviamente si attende l'esito dell'autopsia proprio per stabilire le cause della morte e per dare altre certezze, ma la pista su cui indaga la procura e che non viene assolutamente esclusa fin dal primo momento è quella di istigazione al suicidio, che è veramente un'ipotesi che fa davvero rabbrividire. Prima di salutarti ti chiediamo come Padova, la città in generale, sta reagendo a questa vicenda così drammatica. Sì, è una notizia che ha scioccato l'intera comunità padovana, la stessa politica che si interroga anche sul disagio giovanile spesso, e anche, insomma, provocato magari anche da questi anni difficili della pandemia, e addirittura il sindaco di Cadonega ha chiesto che venga convocato in prefettura, che venga dedicato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio al disagio giovanile, ma anche al problema delle baby gang che stanno proliferando in città e nell'Interland. Quindi questo caso ha scosso l'opinione pubblica proprio perché si sente ancor più il bisogno di rivolgere l'attenzione, di poter fare qualcosa anche e per i giovani, per la fascia degli adolescenti che in questi anni di pandemia ha sofferto moltissimo la mancanza di socialità. Valentina, grazie per questo collegamento. Se ci saranno informazioni, notizie da Padova, non esitate a contattarci, le daremo in diretta nel nostro Focus TG. Buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Noi torniamo in studio, adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo e siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena sentito e visto un collegamento da Padova con Valentina Visentini e Federico Cibotto, che ci hanno raccontato come sta vivendo la città, la drammatica vicenda che ha portato alla morte di Ahmed, il quindicenne, lo ricordiamo, scomparso da casa e ritrovato senza vita nel fiume Brenta. Tutte le ipotesi sono aperte in questo momento, ma gli inquirenti pare si stiano spostando su un gesto volontario, estremo da parte del giovane, che però, e questo è spaventoso, potrebbe essere stato indotto a fare quello che ha fatto. Quindi è un tema davvero molto molto delicato, molto complesso. Abbiamo sentito anche l'intervento di uno psicologo nella prima parte della nostra informazione. Ne parliamo brevemente per spostarci ad altri argomenti con Andrea Viero, il nostro ospite di oggi, assessore bassanese. Buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi oggi. Assessore, il tema dei minori, il tema del disagio dei più giovani è uguale, simile a tutte le latitudini. Una città grande come Padova, ma anche in città come Bassano. Abbiamo visto qui a Bassano non più di un anno fa
una vicenda drammatica che sta ancora facendo discutere, proprio legata a un giovanissimo, a un minorenne. Ci sono sempre più situazioni legate ai giovani. So che non è il suo ambito di intervento dal punto di vista amministrativo, però una persona giovane con famiglia che vive la città, immagino che possa vedere anche quello che succede anche qui a Bassano, nella Pedemontana. Assolutamente, invece ti ringrazio per affrontare anche temi che esulano ovviamente delle mie competenze e del mio assessorato. Sono temi molto delicati che impongono assolutamente a tutte le istituzioni delle forti riflessioni. Stiamo parlando di ragazzi che molto probabilmente hanno vissuto anche con grandi difficoltà 2 anni e mezzo di pandemia, relegati a casa e quindi non a contatto con i propri compagni, con i professori, con le istituzioni appunto scolastiche che in qualche maniera riuscivano anche a regimare, a controllare quella che era la vita dei ragazzi. Si sono trovati molto probabilmente in condizioni di forti difficoltà, magari anche circondati da amicizie non proprio adatte, magari anche le difficoltà delle famiglie stesse nel provare a gestire e a controllare i propri ragazzi sono sfociati poi in queste tragedie che lasciano veramente tutti senza parole, ma che devono per forza di cose imporre delle riflessioni. Riflessioni che devono comunque sempre partire dalla famiglia, la famiglia inserita anche in una rete sociale che non è per forza quella istituzionale, diciamo, però è importante comunque sempre il dialogo all'interno della famiglia, all'interno di una cerchia di persone, di un quartiere, di una città. Hai colto perfettamente, molto spesso la difficoltà è oggettiva, la prima difficoltà è quella di ammettere che c'è un problema, cioè riconoscere il fatto che ci sono delle difficoltà oggettive e molto spesso queste difficoltà comunicative partono proprio a livello familiare. Poi le istituzioni possono sicuramente intervenire, possono aiutare, possono seguire i ragazzi e le famiglie stesse, però di fatto riconoscere da prima il problema è un compito che spetta sicuramente a casa e quando possibile ovviamente alla scuola che in qualche maniera vive la maggior parte del tempo con i ragazzi. Adesso vediamo un servizio della nostra redazione padovana. Parlavamo di famiglia, parlavamo di contatti, di una rete sociale e a Padova sono più di 500 le persone senza fissa dimora, quindi senza questa rete sociale, senza questa rete familiare. Sono state pubblicate addirittura delle guide per andare incontro alle esigenze di queste persone. Vediamo. Via Padova 999 è l'indirizzo fittizio che nella città del Santo permette ai senza fissa dimora di avere una residenza anagrafica e quindi banalmente una tessera sanitaria. 508 le persone, la maggior parte sono uomini, quasi tutti italiani, che si sono rivolti nel 2021 allo sportello Caritas di Via Bonporti, a servizio delle associazioni che si occupano di loro, create in collaborazione con l'università e il comune 2 guide. Qui a Padova fortunatamente c'è già una procedura che permette alle persone senza dimora di iscriversi in una via fittizia che è via Padova 999 e questo facilita sicuramente l'accesso a tutti i servizi delle persone. Chiaro che non è una procedura immediata o scontata e quindi bisogna che gli operatori siano formati su come poi poter attivare questo tipo di iscrizione anagrafica. Molti tra gli stranieri senza fissa dimora sono giovani con problemi di dipendenze, usciti da progetti di accoglienza, una delle facce della povertà, un problema che coinvolge sempre più minori che vivono in povertà assoluta, un dramma che nasce soprattutto da qui. Si stanno rivolgendo le persone che primariamente hanno una minore capacità di rendersi disponibili nel mercato del lavoro. E poi c'è sempre bisogno di specializzazione, mentre molte volte le persone che sono più fragili sono fragili anche perché non hanno un bagaglio, diciamo, di know-how sufficiente per poter entrare nel mondo del lavoro. Allora, cambiamo argomento, dicevamo siamo sempre pronti a tornare sulla cronaca o sull'attualità, ma abbiamo un ospite in studio, si tratta di Andrea Viero, assessore bassanese, assessore che ha anche competenze, per così dire, sul cosiddetto mondo del green, dell'ambiente. Quello che ci interessa però sapere da lui è capire in questo momento come si possono compenetrare quelle che sono le esigenze ambientali di una città, ma anche delle famiglie, con quelle che sono invece le difficoltà
difficoltà legate a una transizione, chiamiamola ecologica, che è molto molto complicata. Sì, diciamo che il caro bollette e il conflitto che c'è in questo momento in Ucraina stanno mettendo in luce tutte le debolezze del nostro territorio, inteso come ovviamente Italia intera, dove di fatto dipendiamo completamente da un altro paese dal punto di vista energetico. Non sono mai state attuate quelle politiche che in qualche maniera ci permettessero di avere quell'autonomia necessaria anche dal punto di vista energetico. È chiaro, adesso si cerca di correre ai ripari, anche magari in maniera disordinata, però di fatto ci impongono delle riflessioni anche a livello locale, cioè cercare di incentivare quelle che sono le energie alternative, come ad esempio l'uso del fotovoltaico piuttosto che del solare termico, deve diventare per forza di cose un obbligo all'interno delle ristrutturazioni, delle progettazioni in generale, perché di fatto è l'unico modo in qualche maniera per cercare di avere degli edifici che siano in qualche maniera autonomi dal punto di vista energetico. Da questo punto di vista ci si aspetta comunque che questa bolla speculativa, che ha portato anche dei forti rincari dei prezzi delle materie prime, finisca in maniera tale da avere anche dei prezzi calmierati, poter far sì che la gente possa in qualche maniera accedere in maniera più ordinata a quello che è il mercato appunto dell'edilizia e dell'immobiliare. Assessore, l'Europa spinge perché ci sia una transizione molto forte, addirittura secondo alcuni troppo forte. È il momento questo di spingere sull'acceleratore o è meglio prendersela comoda, anche visto quello che sta succedendo con magari difficoltà di approvvigionamento del carburante, del gas, esplosione dei costi delle materie prime? Assolutamente, è vero che è importante provare ad accelerare, provare a cambiare questo modo di ragionare, di pensare, voglio dire, l'energia, però sono passi che vanno fatti con i dovuti criteri, con i dovuti modi, proprio per non generare confusione, soprattutto quegli aspetti speculativi che non fanno sicuramente bene al tessuto economico e soprattutto poi alla fine agli utenti finali, che sono i nostri concittadini. Le scelte devono essere sempre pianificate, programmate nell'ordine corretto, quindi in accordo con lo Stato, con la Regione, e poi di fatto le scelte poi devono ricadere sui comuni, però devono essere fatte con criteri di sostenibilità e quello deve essere imprescindibile. Cambiamo argomento per un attimo, vediamo un servizio che ci arriva dalla nostra redazione trevigiana, che riguarda la morte di una staffetta partigiana di 93 anni. Era una delle più anziane partigiane ancora in vita. Treviso dice addio a Tina Dallarmi Murgia, morta a 93 anni il 26 aprile, il giorno dopo la festa della liberazione, a cui lei stessa aveva partecipato come giovane staffetta nelle file della Resistenza. Una vita di impegno civile, quella di Tina Dallarmi, amica di un'altra partigiana, la castellana Tina Anselmi. Uno degli aneddoti che ricordava portando la testimonianza di quei drammatici mesi di lotta all'occupazione nazifascista era quello del salvataggio del fratello Luigi, combattente sul Cansiglio, nascosto dietro a un armadio per evitare che venisse catturato. A guerra finita era stata decorata dal Presidente della Repubblica e sempre negli anni aveva portato avanti i principi della libertà e della democrazia da difendere, diceva, in ogni epoca, così come i diritti delle donne. Nata nel 1928 a Tai di Cadore, era vedova dell'ex ufficiale dell'aeronautica, avvocato e poeta Giacomo Murgia, e mamma di Francesco, anche lui avvocato, e di Alessandra e Marta. I funerali saranno celebrati lunedì 2 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese. Dalla Marca trevigiana andiamo a Venezia, dove potrebbe cambiare tutto di nuovo con la situazione delle grandi navi. Vediamo. Il TAR del Veneto ha dato ragione alla Duferco col ricorso presentato la scorsa estate dall'ex vice sindaco di Venezia ed ex viceministro ai trasporti Cesare De Piccoli, ideatore del progetto alternativo per il passaggio delle grandi navi, sull'ammissibilità del piano che propone un terminal alla bocca del Lido. Una sentenza storica che stravolge gli scenari in corso. Dice all'autorità politica, dice al governo, dice ai ministri dei trasporti, dice al sindaco di Venezia, al presidente della regione Veneto: guardate che questo è un progetto che è valido, guardate che questo è un progetto che dal punto regolamentare, procedurale è valido, è legittimo. Per quale motivo lo tenete fermo? E gli dice: dovete farlo proseguire da questo punto di vista, perché è una validissima alternativa. Come si può pensare che possa essere un'alternativa Marghera, cioè dove ci troviamo in questo posto? Come si può pensare di far coesistere i traffici crocieristici con i traffici commerciali? Il progetto di offshore che non impatterebbe sulla laguna e valorizzerebbe la crocieristica è lì, pronto per essere realizzato.
di fare alla Bocca di Lido, di fronte alle barriere del Mose, mare quindi aperto, una struttura prefabbricata. Cioè prefabbricata significa che noi facciamo dei cassoni come il ponte che abbiamo alle spalle, ecco, è un ponte sull'acqua. Facciamo dei cassoni, sopra mettiamo la banchina, ci sono 2 banchine e potranno attraccarsi 4 navi, 2 parte per parte. Le tempistiche sono 28 mesi, quando abbiamo presentato il progetto nel 2015, approvato dalla VIA nel novembre 2016, il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture ce l'ha nei suoi cassetti dal 2017, la politica colpevolmente l'ha tenuto fermo, quel progetto poteva essere già realizzato, il costo allora era 180 milioni di euro. I giudici bacchettano chi non ha tenuto in considerazione questa opzione prima di decidere per Marghera. I pareri contrari della VIA e della stessa autorità portuale che l'aveva definita pericolosa, ma soprattutto annulla gli atti impugnati con ricorso del concorso avviato dal governo e dal commissario straordinario Di Blasio, che dopo la sentenza parla di cautela. Il porto crociere di Venezia nel 2019 faceva 1.800.000 crocieristi, secondo porto d'Europa dopo Barcellona. In questo momento Grasso che cola se ne farà 150.000. Ma questo non dice niente. Allora si dica, bene, si dica, non ci interessa più la crocieristica a Venezia. Allora, il tema è quello del turismo e delle sue ricadute sul territorio. Ne parliamo con Andrea Viero, assessore bassanese. Assessore, ovvio che i problemi di Venezia con le grandi navi non sono quelli di Bassano, a meno che non si veda navigare qualcuno nella Brenta, però il tema delle ricadute sull'ambiente e non solo da parte di un turismo importante come quello che si è rivisto anche a Bassano negli ultimi giorni, perché ricordiamo che per il ponte di Pasqua e per il ponte del 25 aprile si è rivista una Bassano veramente presa d'assalto da un turismo anche straniero. C'è modo di accontentare tutti da questo punto di vista? Allora diciamo che dopo 2 anni di chiusura è anche auspicabile ed è bello vedere le città che si riempiono di nuovo di turisti e di persone, di famiglie che vogliono venire a visitare per esempio la nostra bellissima Bassano. È chiaro che quando si parla di turismo legato soprattutto a città come Venezia, ma anche Bassano stessa con le sue bellezze, quando si tratta di certe città con una vocazione molto storica, è chiaro che si deve parlare anche di tutela dei siti. E il turismo deve essere un punto di equilibrio tra quelle che sono appunto le tutele ambientali e territoriali rispetto ovviamente a quel turismo diciamo di massa, di visite anche con numeri molto importanti, che deve comunque essere gestito e contenuto in maniera tale da preservare comunque quello che è il nostro territorio. Assessore, abbiamo visto anche in altopiano, ad esempio nei giorni clou, colonne infinite di auto, ore per raggiungere una località magari a 2 passi dai boschi, idem per il bassanese. Secondo lei è più utile rivedere magari l'assetto di una situazione dei parcheggi, oppure creare una mobilità pubblica, una mobilità dedicata a questo tipo di turismo? È chiaro, diventa un paradosso, no? Si cerca la bellezza della montagna e della natura e poi ci si trova incolonnati nel traffico e nello smog per qualche ora, perché effettivamente le infrastrutture stradali in questo momento non sono dimensionate magari per ricevere proprio questa tipologia di turismo che inevitabilmente è cambiato proprio in questi 2 anni. Sicuramente il potenziamento del trasporto pubblico può essere e deve essere nell'agenda di tutti i comuni, soprattutto con una vocazione turistica. È anche vero che però devono essere infrastrutturate strade idonee anche ad accogliere ovviamente il turista che arriva magari da altre località, arriva magari dall'estero e ha la necessità di arrivare ovviamente in macchina. Chiaro che avere dei parcheggi scambiatori potrebbe essere sicuramente un aiuto, ma allora da quel punto di vista bisogna anche potenziare i mezzi pubblici, magari ancora meglio se elettrici. Assessore, cambiamo decisamente argomento. Poco fa eravamo in collegamento con una biologa dell'ARPAV che ci ha parlato della
stagione dei pollini. Io non so se lei sia direttamente coinvolto sotto il profilo delle allergie, ma sono tantissimi sono allergico. sono tanti i nostri telespettatori che ci hanno ringraziato anche per questa parentesi di estrema attualità, visto quello che sta succedendo a chi ha il naso un po' delicato. E quindi pollini comunque vogliono dire un ambiente in salute, più ce n'è, più la natura esplode. Come diceva la biologa con cui abbiamo parlato, com'è l'ambiente a Bassano e dintorni in questo momento? Guarda, mi fa piacere, nel senso che colgo l'occasione per dare anche una comunicazione che comunque è già girata nei giornali, il fatto che il Comune di Bassano sta provvedendo alla piantumazione di oltre 300 piante su tutto il territorio, piante anche tra l'altro da frutto, quindi con dei bellissimi fiori, penso a qualche ciliegio, quindi un importante investimento dal punto di vista ambientale proprio anche per la mitigazione, un investimento ovviamente a lungo termine, non sono piante di grandi dimensioni, altrimenti andavamo troppo ad incidere sulle casse comunali, ma un investimento comunque di 100.000 euro che porterà alla piantumazione appunto di oltre 300 essenze arboree. Quindi di fatto in qualche maniera si può comunque incidere ancora sulla qualità dell'aria e sicuramente uno dei metodi più efficaci è quello di andare a piantumare alberi. Allora, torniamo ancora con i nostri servizi dalle nostre redazioni, torniamo nel veneziano, vediamo un problema di vaporetti, stavamo parlando di trasporto pubblico, lo ricordiamo che il trasporto pubblico non è solo quello su gomma e su rotaia, ma anche via acqua per quanto riguarda una fetta piuttosto importante del territorio veneto. Torcello si ribella. Spesso nei giorni d'assalto a Murano e Burano, Torcello è rimasta quasi vuota, con buona pace della divisione dei flussi turistici. Torcello non è vicina a Venezia ed è ragionevole che ci voglia un po' di tempo per raggiungerla, ma effettivamente l'impressione è anche che si sia fatto di tutto per rendere il viaggio più scomodo. Chi parte da Piazzale Roma o dalla stazione, ad esempio, deve pressarsi per 25 minuti in un vaporetto stracolmo, quindi scendere a Murano, rimettersi in coda perdendo un paio di coincidenze, per arrivare 30 minuti dopo a bordo di un altro vaporetto a Burano, dove i pochi passeggeri superstiti attendono il trasbordo finale su un pontile anonimo. Insomma, da Venezia a Torcello ci vogliono almeno 2 ore, quanto un volo verso Parigi, ma un pochino più scomodo. Io ritengo che sia un modo per deviare i flussi, nel senso così si crea una gran confusione e non si agevola la semplicità nel trasporto. Facendo delle fermate intermedie perdi molta gente e devo dire anche molti clienti poi si indispettiscono perché i tempi di percorrenza si allungano. Sembra quasi che Venezia voglia comportarsi come il peggiore dei figli con i genitori, lasciandoli in disparte e mettendoli in un ospizio, cercando di dimenticarsi da dove è nata, da dove sono le origini. Eppure Torcello è davvero molto più del Trono di Attila e Venezia prima di Venezia. In un'area della laguna già popolata durante l'impero romano, fu importante centro bizantino e per secoli città vivace con migliaia di abitanti. Ora che invece di residenti ne sono rimasti pochissimi, è un sito turistico del comune di Venezia con un patrimonio storico eccezionale quanto le difficoltà di chi continua a lavorare qui. Ha paura di fallire? Sì, perché noi abbiamo molte spese aziendali, ripeto, ogni 3 mesi noi paghiamo sui 4.600-4.700 euro di immondizia, che la cosa insomma diventa pesante. Noi lavoriamo da 10 mesi di lavoro, siamo riusciti ad arrivare a 6 mesi. Noi pareggiamo i costi, la tassazione di un locale di Piazza San Marco, non è che per noi ci sono differenze, anzi, e quindi anche questo è un aspetto che andrebbe preso in considerazione e chiediamo a gran voce un aiuto all'amministrazione. La mobilità presenta problemi, come dicevamo, a ogni latitudine in Veneto. Ci spostiamo nel Vicentino. Penso che sarà difficoltoso per chi abita soprattutto a Brendola, in quelle zone lì, arrivare qua. Per i lavoratori che vivono dalla parte di là e lavorano di là oppure il contrario, devono fare un giro enorme e quindi traffico. Chi ha fatto queste strade qua, le due alternative, disastro.
Commentano così il primo giorno di passione viabilistica i cittadini di Montecchio, che hanno sperimentato le deviazioni. Per i prossimi 9 mesi il traffico sarà infatti incanalato sulla bretella della superstrada pedemontana veneta che si collega con la strada regionale 11. Oggi la chiusura del cavalca ferrovia di Alte Ceccato per il cantiere della linea ferroviaria alta velocità, alta capacità. E primi malumori per il traffico che, come previsto nelle fasce orarie di punta, ha subito code e rallentamenti, soprattutto nel nodo di maggiore criticità, l'uscita del casello della A4. Io direi che sarebbe opportuno che l'autostrada desse delle informazioni del tipo evitare l'uscita di Montecchio Maggiore negli orari di punta. Quello è importante perché si creano se no delle code in autostrada per l'uscita al casello di Montecchio Maggiore che sono molto pericolose. Altri punti neri sono via del Melaro per chi proviene da Altavilla, viale Milano e viale Trieste, ma a preoccupare è anche quello che succederà di qui a pochi mesi con l'apertura di altri cantieri. Tra qualche mese partiranno anche cantieri ad Altavilla, a Montebello e quindi andranno a intensificare la viabilità ordinaria, quella delle strade delle regionali 11 o della strada provinciale 500. Ulteriormente ci saranno ulteriori disagi. Intanto il cantiere prende forma, stamattina sono iniziati i lavori di messa in sicurezza. Dal 2 al 5 maggio si procederà con il taglio degli alberi, mentre la demolizione vera e propria del cavalca ferrovia è prevista nella notte tra il 28 e il 29 maggio. Insomma, ognuno ha i suoi problemi. Ne parliamo con Andrea Viero, assessore bassanese. Assessore, con l'arrivo della strada pedemontana magari un po' di cose si sono sistemate per Bassano, che comunque presenta ancora qualche difficoltà dal punto di vista viario. Assolutamente, abbiamo vissuto un periodo difficile durante il cantiere della SPV dove di fatto il traffico era soprattutto dirottato sulle strade secondarie. Diciamo che l'apertura completa della SPV molto probabilmente porterà a un miglioramento anche della viabilità locale, quindi quando ci sarà l'apertura completa di tutto il tratto. Chiaro che qualche nodo da risolvere c'è ancora. Ci troviamo in una situazione, ma questo è diffuso un po' in tutto il territorio, sul fatto che paghiamo forse una pianificazione anche non corretta dal punto di vista urbanistico, con delle grandi lottizzazioni fatte negli anni 80-90 senza poi strutturare in maniera adeguata quelle che sono le infrastrutture necessarie, quali appunto le strade. Assessore, poi la lasciamo andare anche perché siamo quasi in chiusura. Ha detto una cosa molto interessante: ci sono state delle scelte magari non del tutto oculate o magari non proprio orientate al futuro. Che cosa si può fare adesso per risolvere queste situazioni? È chiaro che quando si parla di urbanistica non si parla mai di una scienza perfetta, di qualcosa di analitico, ma di fatto si cerca di pianificare e di programmare il futuro, soprattutto dei prossimi decenni. Quello che si deve cercare di fare è quello che comunque bisogna partire da un elemento urbanizzato come è il nostro territorio e cercare di fare in maniera oculate le scelte, quelle progettuali, per non impattare in maniera troppo pesante su una viabilità che comunque è già abbastanza compromessa. Quindi ci pare di capire che anche l'assessore Andrea Viero abbia il suo da fare sia per l'immediato che magari per capire come può essere la Bassano del futuro. Intanto noi lo ringraziamo per essere venuto qui oggi. Grazie a voi. Grazie. È sempre un piacere avere gli amministratori del territorio ospiti qui in studio con noi. Prima di salutarvi vi facciamo vedere i dati che riguardano la situazione del Covid, perché sono appena arrivate qui le grafiche, le tabelle dell'azienda Zero. Allora, sono 6.948 le nuove positività che portano il totale in Veneto a 72.766 persone attualmente positive. È un dato che resta sostanzialmente uguale a quello dei giorni scorsi. Ci sono scostamenti davvero minimi. Questo ci fa capire che nonostante tutto il Covid c'è ancora e continua a fare danni. Vediamo la seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché ci fa capire come la sanità del Veneto sta reggendo a questa fase dell'emergenza coronavirus. Sono infatti 939 le persone ricoverate in area non critica, di cui 643 ancora positive. Sono 37 quelle ricoverate in terapia intensiva, di cui 18 ancora
positive. Il bilancio per quanto riguarda la terapia intensiva, come potete vedere, è sostanzialmente invariato rispetto a ieri, invece abbiamo un'ulteriore limitata ma comunque presente crescita in area non critica. Ovvio, è un bilancio, questo vuol dire che ci sono state sì delle dimissioni, ma che ci sono stati anche nuovi ingressi in ospedale, e questo vuol dire, come dicevamo, che il Covid c'è ancora e non bisogna assolutamente abbassare la guardia, anche perché ci sono stati altri 7 decessi nella sola giornata di ieri legati al coronavirus. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo Alessandro Costacurta e Renzo Rigon per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire il TG Bassano e il TG Vicenza per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.